In questo museo possiamo vedere una raccolta di antichi macchinari che abbiamo fatto dal 1980 fino ai primi anni degli anni 2000 e abbiamo ricercato in tutta Europa i pezzi più significativi che ripercorrono proprio la storia e l'evoluzione tecnologica dei macchinari che venivano impiegati per produrre l'olio. Sono anche pezzi unici e rari come la pressa a leva del 1750 che è esposta e che abbiamo recuperato con i suoi pezzi originali e ricostruito nel museo. La storia dell'olio sul lago di Garda è una storia molto importante che risale già al III secolo a.C., dove già troviamo delle tracce di olivicoltura in epoca romana. Siamo il punto più a nord del mondo dove l'olivo può crescere e fruttificare. In questo microclima l'olivo si è sviluppato sin dalle epoche antiche. Il significato di questo museo è ripercorrere la storia dell'olio nella nostra regione, dalle epoche più antiche sino alle epoche più moderne. Chi viene a visitare il museo deve portare a casa un ricordo di quello che è la fatica che si faceva per ottenere un liquido così prezioso come l'olio d'oliva, attraverso lavorazioni molto faticose che impiegavano non solo la forza umana ma anche la forza animale. Rispetto a un tempo è cambiato moltissimo perché le nuove tecnologie ci permettono di produrre degli oli con qualità molto elevate e anche conservazioni molto lunghe nel tempo, come il nostro Garda DOP. Comunque è giusto non dimenticare la fatica che avevano fatto i nostri avi per poter ottenere questo liquido così prezioso e che, ricordiamo, al tempo del Medioevo 4 kg di olio gardesano valevano come un grande maiale. Quindi oggi noi siamo figli di questa cultura tramandata nei secoli.